A frolla da sorridere e a riccia da cantare. La dicitura per fare una buona sfogliatella sia riccia che frolla, cioè la riccia deve essere croccante, perciò si dice da cantare, e la frolla deve avere quel suo spacchetto in superficie della crepatura, della doratura e un po' della pasta frolla. Solo un pasticcere della zona della stazione centrale di Napoli, come me, poteva farvi realizzare una frolla indimenticabile. In questo video io l'ho chiamato Frolle 2021 perché, come ben sapete, nel mio canale già c'è un video di come fare le sfogliatelle frolle in casa, però con la mia voce sotto come altre volte è tutta un'altra storia, sempre come diceva il mio grande Pino Daniele. Dice perché per me è sempre vivo. In centinaia mi avete contattato perché l'altro video delle sfogliatelle, non avendo la mia spiegazione durante l'esecuzione, diciamo, manuale, ovviamente è un po' più difficile da comprendere tutti i passaggi, mentre in questo video, come sempre, vedrete consigli e nozioni che vedrete solo in questo bellissimo canale. Vi ricordo che sotto il video, nella descrizione, c'è il link per fare la vostra donazione al fine di migliorare questo canale e renderlo sempre più competente e interessante. Vai con la sigla! Allora, la ricetta per queste sfogliatelle frolle è una dose per 10 sfogliatelle frolle, consumando il tutto sia ripieno che pasta frolla, e per la frolla abbiamo 250 g di farina 00 normale, 100 g di zucchero semolato, 100 g di burro o margarina sempre tipo duro, un uovo intero medio 50 g, un pizzico di ammoniaca per dolci o polvere levitante pan degli angeli, aroma limone grattugiata e arancia grattugiata un pizzico a piacere, potete anche non metterla. Per la base del ripieno abbiamo 100 g di semolino, 250 ml di acqua e 5 g di sale e dobbiamo cuocere. Poi abbiamo tutto il semolino più 250 g di ricotta di vaccino non molle, 200 g di zucchero semolato. Aromi abbiamo sempre gli agrumi grattugiati, limone e arancio, metà e metà, oppure aromi di entrambi tipo mezza fialetta e mezza fialetta, la cannella se è liquida 3 gocce, quella potente, oppure un pizzico se l'avete in polvere, cubetti arancio 20 g, un pizzico di vanillina o vaniglia e un uovo intero battuto con un pizzico di sale per la doratura esterna. Allora, la prima cosa da fare è cuocere il semolino. Andiamo a mettere sul fuoco l'acqua, inseriamo il sale e portiamo ad ebollizione. Vedete, il semolino deve essere quello sottile, semolino sottile, non prendete quello là più doppio di grana, perché poi è difficile, diciamo, raffinarlo se non avete una raffinatrice. Muniamoci di frusta per girare il composto, accendiamo sotto la pentola a fiamma normale. Quando arriva l'ebollizione ci prepariamo per mettere il semolino nell'acqua. Vedete, in questo modo giriamo sempre a fiamma normale fin quando non si compatta il tutto. Vedete, sempre a fiamma così. Una volta compattato abbassiamo tutta la fiamma e facciamo in modo che sia una fiamma molto piccola, quasi spenta. Fatto ciò, giriamo, vedete la fiamma è molto bassa, giriamo di tanto in tanto, vedete già il composto inizia a essere un pezzo perché l'umidità inizia a evaporare, e facciamo questo tipo di lavorazione sempre a fiamma bassa, vedete, bassissima, quasi spenta, per circa 15 minuti. Faccio vedere sempre, vedete il composto come inizia a essere duro. Fate in modo quando meno semolino rimane attaccato in fondo alla pentola, in modo tale che sarà il totale del peso che servirà. Se buttate troppo semolino cotto, ovviamente il ripieno sarà più molliccio. Vedete, adesso vado a spegnere, dopo 15 minuti
e faccio stare così nella pentola per altri 5, massimo 10 minuti. Una volta che si è intiepidito il semolino, vedete, vado a ripetere l'operazione. Una volta che si è intiepidito il semolino, lo vado a mettere in un recipiente. Vado a mettere in un recipiente, vedete, è importante la fase del semolino, non la dobbiamo sottovalutare, perché diciamo è la base del ripieno. Ecco qua, andiamo a mettere in un recipiente e lo facciamo raffreddare. La migliore cosa è farlo il giorno prima. Se lo fate raffreddare per almeno 2-3 ore prima di usarlo, lo andiamo a compattare di ogni, diciamo, parte che può entrare l'aria. Ecco, per la pasta frolla andiamo a fare, mettiamo le zeste di limone e arancio nella planetaria. Ovviamente lo potete fare anche a mano. Il burro, vedete, io lo faccio con la frusta K, la foglia, come la vogliamo chiamare, e andiamo come sempre a impastare zucchero e burro come si fa per una normalissima pasta frolla. Vi ricordo che nel mio canale ci sono vari dolci in cui eseguo la pasta frolla a mano, come la cassata a forno, anche altri dolci che adesso non mi viene in mente, ma ci sono varie frolle impastate a mano uguali a questa. Anche la pastiera addirittura senza uova, se siete allergici alle uova. Ecco qua, impastato burro e zucchero, vado a mettere l'uovo intero. In questa ricetta è previsto l'uovo intero in questa pasta frolla. Voi ovviamente potete usare qualsiasi tipo di pasta frolla a vostro piacimento, basta che è una pasta frolla solida. Ovviamente burro sempre tipo duro, margarina o burro, quello che usate, per far venire una pasta frolla più solida. Vedete, fatto ciò, ridotto a crema questi ingredienti, andiamo a inserire tutta la farina e il pizzico di ammoniaca o lievito per dolci, quello che avete usato, e andiamo di nuovo a finire di impastare, che è l'ultima fase. In tutto la pasta frolla non ci mette neanche più di 5-10 minuti massimo per impastare. Fatto ciò, vedete che poi l'impasto diventerà così, perché man mano gli ingredienti si vanno ad amalgamare. Fatto ciò, facciamo stare per giusto 3-4 minuti, il tempo che si raffina un po' zucchero e farina e burro e tutti gli ingredienti. Togliamo dalla macchina la pasta frolla e andiamo ad estrarre la pasta frolla. Togliamo il tutto. Vedete la consistenza della pasta frolla, nonostante sia fresca, comunque è ben solida. Non deve essere durissima, altrimenti non va bene come pasta frolla, che deve essere una pasta frolla malleabile. Andiamo a mettere in frigorifero per almeno 3-4 ore prima di utilizzarla. Se la fate il giorno prima, come sempre, è ancora meglio. Vedete, io, siccome ho lavorato tutto a fresco, sto facendo raffreddare il semolino, lo vado a capovolgere perché si raffredda prima. Negli agrumi grattugiati vado a inserire giusto un cucchiaino di zucchero e poi vado a mettere in un recipiente. Nel frattempo faccio la lavorazione. Vi ricordo che nel mio canale c'è come fare la pasta d'arancia. Andate nel mio canale, c'è il video di come fare la pasta arancia. Come vi ho detto anche nel video della graffa napoletana, le zeste con lo zucchero vanno a rilasciare gli oli essenziali per aromatizzare tutti gli impasti. Vedete il semolino come si presenta? Bello solido, duro. È importante la fase del semolino. Metto in planetaria insieme, vedete come hanno rilasciato gli oli essenziali. Vado a mettere le zeste di limone e arancia nel semolino, la vaniglia, un pizzico di cannella liquida, massimo 2 gocce, 2-3 gocce. Se è molto potente, se è scarsa potete anche aumentare un poco, dipende dai gusti. Oppure, vedete, vado a mettere 2 gocce di cannella
sulla sinistra che cadono, oppure un pizzico se l'avete in polvere, e facciamo impastare aromi e semolino. Questa è una fase importante da non sottovalutare, perché gli aromi devono compattarsi per intero nel semolino, che poi sarà la base, diciamo, del ripieno. Fatto ciò, vedete il semolino era diventato un solo blocco, vado a inserire la metà della ricotta. Una nozione sulla ricotta di vaccino: se usate ricotta di vaccino molle, ovviamente avrete un risultato molle. Se usate ricotta di vaccino ben secca, asciutta, è meglio. Deve essere tipo romana, la ricotta di vaccino tipo romana, ma non ricotta romana di pecora, ma tipo romana nel senso di solidità. Vedete, quando è di nuovo diventato un solo blocco di semola e ricotta precedente, andiamo ad inserire la ricotta rimanente in 2 riprese. Ovviamente la ricotta l'ho inserita, siccome è poca, 250 grammi. Ecco qua, aspettiamo che si fa di nuovo un solo blocco, facendo sì che la semola prende corpo con tutti gli ingredienti e si asciuga per bene. E prepariamo lo zucchero, ovviamente vicino alla planetaria. Andiamo a inserire lo zucchero in 2 riprese. Vediamo come si compatta di nuovo il semolino con la ricotta. Ci sa anche chi, per agevolare, diciamo, la consistenza del ripieno delle sfogliatelle, va a inserire più semola che ricotta o zucchero, però diciamo che abbiamo un ripieno carico e troppo asciutto e non viene mai morbido come questo, anche nel risultato finale. Andiamo a inserire la metà dello zucchero e facciamo impastare il tutto. Una volta che si è asciugato lo zucchero nel ripieno, vedete che spettacolo, il ripieno rimane sempre ben solido. Andiamo a inserire l'altra parte dello zucchero, vedete sulla sinistra i restanti grammi di zucchero, e poi in ultima fase inseriamo i cubetti d'arancia canditi. Vi ricordo che nel mio canale c'è il video di come realizzarli. Come vedete il ripieno giustamente è colassato, è normale, dovuto alla quantità di zucchero e di ricotta. Vado a inserire i cubetti arancia e il ripieno è finito. I cubetti arancia si possono inserire anche manualmente. A questo punto meno la macchina stressa, diciamo, il ripieno, meglio è. Quindi andiamo ad estrarre il ripieno. Vedete, faccio vedere la consistenza, guardate, non è né troppo molle e né durissimo, deve essere questa consistenza qui cremosa, vedete, e andiamo a passare il tutto sul tavolo. Ovviamente questa è la pasta frolla fredda di frigorifero, vedete, è un pezzo. Andiamo a prendere e facciamo un filoncino per tagliare i pezzi di impasto, che saranno di 70-80 grammi massimo, una settantina di grammi. In una prima fase usciranno prima le 6-7 frolle, mi sembra, più o meno, e poi con il restante, diciamo, ritagli andiamo a formare quelle altre 2-3 frolle che rimangono. In tutto sono 10, 4, 5, 6, 7, sì, più o meno detto bene. Usciranno 7 pezzi da 70 grammi, più o meno 70-80 grammi, e andiamo a raffinare, vedete, in questo modo. Questa è una fase importante perché la pasta frolla si raffina. Di solito questo nei laboratori lo facciamo con la raffinatrice, quindi è una fase da non sottovalutare. Fatto ciò, vedete, per 4-5 volte andiamo a raffinare e facciamo la nostra, vi faccio vedere. Ovviamente vado a mettere un po' di impasto se le vedo troppo piccole o troppo grandi. Guardate la differenza di colore. Questa sulla destra è più chiara perché si è raffinata, mentre quelle altre sono grezze e sono più scure. Andiamo a fare questo per tutti i pezzi. Ecco, fatto ciò per tutti i pezzi, 7 pezzi, mi vado a munire di un mini mattarello e un po' di farina al centro.
vado a immergere il pezzo di pasta frolla, ricavo circa un croquet, diciamo, la grandezza, per dare la larghezza ovviamente, e vado a stendere in modo ovale, vedete, in questo modo, allo spessore di massimo 3 mm e mezzo, 4, proprio deve essere proprio lo spessore enorme 4, vedete com'è sottile, e faccio questo sistema per tutti e 7 pezzi. Ovviamente voi potete fare anche un solo impasto, lo stendete e poi lo tagliate a fette, ma a me mi piace così perché visto che sono poche, se sono tante frolle che dovete fare, magari potete stendere tutto insieme e poi magari tagliare a rettangoli. Ecco, vedete? Faccio in questo modo, in modo tale da tastare bene lo spessore. Faccio vedere di nuovo. Usiamo quanto meno farina è possibile per la frolla, in modo tale che sapete che la frolla è una nemica della farina per quanto riguarda il sapore e la resa, quindi andiamo solo a lavorare leggermente con farina e voilà. Ecco, vi faccio vedere il ripieno, vedete è solido ma cremoso. Magari se lo dovete conservare prima di eseguire questo lavoro lo potete mettere in frigo, è ancora meglio. Io sto lavorando tutto a tamburo battente, tutto fresco di giornata, ovviamente con i tempi rispettati. Vado a mettere, vedete, un sacco a poche in questo modo e vado a tagliare. Vedete, sono sacco a poche, quelli usa e getta che si trovano nei supermercati e anche in quelli di articoli di pasticceria. Vado a fare un taglio non troppo piccolo, altrimenti viene un sacrificio mettere con sacco a poche. Vedete? Ovviamente usciranno 10 frolle, però regolatevi bene. Io, vedete, mi sono regolato con la misura, pasta frolla e tutto quanto, e il ripieno, e dopo posso inserire anche un altro poco, che ho visto che quello che è rimasto nella ciotola e nel sacco a poche sono giusto altre 3 frolle, faccio vedere dopo, e andiamo a fare la classica chiusura delle frolle. Vedete, andiamo a prendere dal basso, chiudiamo a mo' di raviolo, andiamo a carezzare lateralmente e anche alla base, in questo modo, proprio come il classico raviolo, solo che è gigante. Il momento della chiusura è importantissimo perché dobbiamo dare una chiusura laterale a mezzaluna, diciamo così. Faccio vedere meglio da questa visuale. Vado a spostare il tutto, altrimenti non vedete. Ecco, voilà, andiamo a fare questo movimento. Ovviamente ci muniamo di un tagliapasta, questo qua tondo, se non avete il taglio, quello là della classica frolla come me, il tagliapasta rotondo è perfetto. E quando prima di tagliare andiamo a dare un'altra botta, diciamo così, tra virgolette, la pressione alla frolla. Vedete, si è tagliato tutto lateralmente. Se c'è bisogno di togliere un altro po' di pasta frolla, se le volete fare come ho fatto io nel video, vi farò vedere poi il finale, come verranno al taglio, dovete fare solo in questo modo. Togliere il primo pezzo di pasta frolla, ovviamente non andare a intaccare completamente anche il ripieno, altrimenti fuoriesce tutto il ripieno. Deve essere una cosa molto molto leggera, pressione leggera con le mani, dovete avere la mano sottile. Se avete una mano troppo pesante andateci piano. Vedete, vado a togliere tutta la restante pasta frolla, se è il caso vado a togliere, se non è il caso il resto, e voilà, fatte tutte e 10 frolle. Vedete, se non c'è bisogno di togliere come sto facendo io alla seconda parte, lasciate stare, altrimenti se l'avete tolta troppo sotto, dopo fuoriesce tutto il ripieno anche in cottura e non va bene. Fatto ciò, vi faccio vedere che con la restante frolla dei ritagli escono 3 frolle, vedete, perfette. Vedete, vado a vedere prima la misura di tutte e 3, vedo che ci sta un altro poco di frolla,
Ah no, prima due, poi con i ritagli di altre due esce l'ultima, quindi ad accompagnare quell'altro pezzo che era poco. E voilà, andiamo a fare le restanti frolle. Vedete, vado a mettere il resto del ripieno. Fatte le altre due, rimane l'ultima con tutta la pasta frolla consumata totalmente. E voilà, è finito tutto. Vi faccio vedere anche quello che è rimasto, un pezzettino di frolla, zero ripieno. Ecco qua. Vado a dare una piccola compattata con le mani alle frolle e mettiamo di cintiglia classica da forno. Ho messo 2 fogli di carta da forno, vedete sono 2 perché è pericoloso per le frolle, siccome sono molto sottili, si può andare a bruciare prima sotto che sopra, quindi ho preferito mettere 2 fogli di carta da forno che fanno da isolante per la base, diciamo, della frolla. Vi faccio vedere di faccia come si presentano e andiamo a preparare la doratura esterna con un uovo, mettiamo sempre il pizzico di sale e andiamo a fare la doratura esterna, è una fase molto importante da non sottovalutare. Vi faccio vedere di faccia come sono. Ecco, con la doratura esterna è fondamentale per quanto riguarda, diciamo, la riuscita proprio della frolla come colore e anche come pellicola esterna per non farle aprire, spaccare e crepe, diciamo, alla frolla. La crepa alla frolla è dovuta anche allo spessore della pasta frolla, di quando la andiamo a tirare, è molto importante perché se già presenta crepe prima della cottura, quando andrà in cottura sarà un disastro ovviamente. Non sono da buttare, però non saranno esteticamente come queste qua. Vedete, io con cura, con un pennello molto mobile, molto diciamo sottile di setola che va in tutti, diciamo, in tutti i lati della frolla, vado a fare la prima spennellata a tutte le frolle, vedete in questo modo dall'alto verso il basso, centrale, in tutti i lati della frolla, facciamo asciugare per almeno 10 minuti e poi andiamo a fare la seconda, vedete, la seconda doratura che non cadrà esageratamente dalla frolla perché in quanto asciutta sotto dalla prima, molto importante, vedete? Ovviamente lo dobbiamo mettere l'uovo sopra, cioè deve essere abbondante, non dobbiamo fare la doratura, diciamo, molto asciutta, altrimenti ce ne vorranno almeno 3 o 4, mentre se fate questa doratura, cioè l'uovo praticamente è quasi, deve quasi finire, parliamo di un uovo medio, di 55 grammi più o meno, deve finire tutto e andiamo a infornare a 220 gradi, forno ventilato, per circa 15-20 minuti e voilà! Le nostre frolle, vedete che spettacolo, belle, lucide, vedete sotto la cottura perfetta. Non aumentate il tempo di cottura, altrimenti il ripieno interno si va a seccare, si va ad asciugare troppo e non avete il risultato delle frolle che vedete nel video. Guardate che spettacolo di colore, bello dorato, non troppo scuro e né troppo chiaro. Vado a mettere nel classico vassoio, ci vediamo dopo per l'assaggio. Vado a fare il mio assaggio.
Un'esplosione di sapori. Ragazzi, mi raccomando, se vi è piaciuto questo video lasciate un bellissimo like, iscrivetevi al mio canale e seguitemi sempre sui social Facebook, Instagram e TikTok. Se vi è piaciuto questo video condividete questo video o altri video sulle vostre pagine Facebook, Instagram o TikTok. Sotto il video c'è scritto condividi, condividetelo. Mi raccomando, date sempre un'occhiata che compaiono le schede in alto che vi indirizzeranno a nuove playlist da me create e nuovi video che non avete mai visto nel mio canale. Sotto nella descrizione insieme alla ricetta troverete il link per fare la vostra donazione al fine di migliorare questo canale e renderlo sempre più interessante e competente. Ragazzi, un bacio a tutti, alla prossima ricetta!